È il momento del sondazzo ed essendo il momento del sondazzo è anche il momento di Elvira Tirasassi. La deliziosa vecchietta torna in azione dopo aver sconvolto ieri maschi, femmine, un po' tutti. Mamma mia, per carità di Dio! Anche oggi sconvolgerà? Vi ricordate ieri? Vediamo oggi, non perdiamo ulteriore tempo, io. Ecco. Facciamo il numero di... Sì. Diamogli quel che gli è dovuto, visto che si chiama Cesare. D'accordo, ok, vediamo un pochino. Sì, voglio proprio vedere. Anche se me lo fa vedere sono tutta contenta. Sì, mi fa piacere, Elvira, sei sempre così, sei sempre così, come sei così, Pronto? Sì, pronto signora? Sì, buongiorno. Io mi chiamo Elvira Tirasassi. Lo sa quanti anni so? Sì. 90, no, scusa, ho sbagliato. 87. Sì, ma con questo mi voleva dire? Voglio parlare con Cesare. Con Cesare? Sì. Cesare, vieni. Ha detto, c'è una signora, ha detto a 87 anni vuole parlare con te. Brava, c'hai memoria. Ma chi è lei? Elvira Tirasassi, mi chiamo Elvira. Elvira? Tirasassi. Elvira Sassi. No, che Sassi. Tirasassi. Lei fa la Sassi, ha detto Sassi, come se gli mancasse niente anche a lei. Pronto, Cesare? Sì. Ciao, come stai? Io sto benissimo. Mi fa piacere, io sono Elvira Tirasassi. Ma chi è Elvira? Elvira, non ti ricordi Cesare? Non ti ricordi di me? Ma dove stava? Quando si era giovani. Quando eravamo giovani. Tanti anni fa, Cesare. Tanti anni fa. Io ho 87 anni. Sì. Ma te quanti ce n'hai? 76. Ero un ragazzino. Ti ricordi, Cesare, quando io ero più grande di te, no? E c'era un ragazzino? Praticamente io fui la tua prima donna. Ti feci da nave scuola, ti insegnai tutto, ti ricordi? Fui la prima sua donna che facesti all'amore. Con chi? Con chi? Come? Te con me. La prima volta sua. Io ero già grande, l'avevo già fatto tante volte. Allora tu mi dicesti, ma io non l'ho mai fatto, Elvira. Ma si parla di tanti anni fa, Non ti ricordi, Cesare? Non mi ricordo. La tua prima volta? Sì. Ti ricordi? Mi ricordo. Te mi dicesti, insomma, tante belle parole, eri un pochino inesperto, ma ci pensai io, feci tutto io. Ma? Fu proprio bello, vero? Oddio, io... Cesare? Sì. Senti, siccome ricorre l'anniversario, l'ottantesimo, il 50esimo, diciamo, ma facciamo così, anniversario di quella prima volta, facciamo il 55esimo, io volevo ritrovarti per farlo un'altra volta. Dove? Dove si pare a te? Dimmi dove io vengo. Tanto siamo vicini, dimmi dove. Io non lo so. Dimmi, non glielo dire alla tua moglie, di che insomma, così vai con qualche amico. Senti, va bene? Oggi pomeriggio puoi venire? Quando? Alle 5:30. Sono via. Dove vai? Sono dalla mia sorella. Vuoi venire prima? Alle 3? Non posso. Facciamo domani? Vai, stare a vedere. Cesare, si farà tante belle maialate, perché nel frattempo te hai imparato bene, no? Sì, ho capito. Allora senti, dimmi quando ci si può vedere e dove. Dimmi se io vengo, non c'è problema, ti voglio vedere dopo tanti anni, Cesare. Quel ragazzino che insomma aveva tanto timore, quel ragazzino che arrossiva sempre. Gli si arrossì anche l'uccello il giorno. Senti, allora come si fa? Quando? Oggi? Sono da via. Stasera?
Torno a mezzanotte io. Ci si vede a mezzanotte? Sì. Dove? Boh, a Siena. Sì, ma dove? Io sono da via. Ciao. Cesare, Sì. vengo a casa sua a mezzanotte. Sì. Mi infilo nel letto, fra te e la sua moglie. Tanto lei dorme, no? Tanto lei dorme. Sì. Sì, e noi si fa tutte quelle cose che non abbiamo fatto in tutti questi anni, eh? Sì. Siamo dei porci, Ciao. maiali. Ciao Cesare, stanotte, a mezzanotte. Ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, Elvira? No, non sono io, lui non può fare, tu puoi fare, poi dopo. Sì, è vero, povero Cesare, povero Cesare. Insomma, senti, certo era molto più giovane di te, cara Elvira. Sì, era molto più giovane, ma tu vedessi, c'era un uccellino, sì, almeno allora ma ci aveva pochi anni, adesso aveva 17-18 anni, 16, non mi ricordo più. Insomma, una cosa. Poi forse lo scambio con altro perché ho fatto tante prime volte io. Sì. Pronto? Sì, buongiorno signora. Io sono una signora di 87 anni. Mi chiamo Elvira Tirasassi. Il signor Osvaldo è in casa? No, signora, è andato via oggi. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.